No, ma stiamo parlando del blocco di Visegrad. Il blocco di Visegrad, cioè, dopo questi nomi roboanti, cosa ricomprende? Dei paesi che fanno meno abitanti, tolta la Polonia, della Lombardia. Stiamo parlando di Repubblica Ceca, 10 milioni, Slovacchia, 5 milioni, Ungheria, forse 10 milioni, una trentina di milioni la Polonia. Di economie in grande crescita, ma che ancora sono lontane anni luce rispetto a quelli che sono le potenze. Io penso a provincia di Vicenza che fa il PIL praticamente del Portogallo, sì. Provincia di Vicenza, cioè stiamo parlando di numeri, perdonatemi, ma che sono piccoli rispetto a quelli che sono i numeri europei. Sì, ma per l'Ungheria si è sempre detto di là passano che i migranti, ma non è per fare la gara, se lui li ferma, arrivano poi in Italia. Orban è quello che dice, l'Italia se li deve tenere. Cioè, questo che però invece Salvini ci ha dato questi numeri qui oggi. Sì, ma al di là dei numeri, perfetto, io prendo un elenco, leggo i numeri, ho letto i numeri, bene. Ma se sono veri, dico. Vabbè, certo che sono veri, voglio vedere che il ministro dell'Interno dà i numeri falsi, cioè non è che lo metto in dubbio, ma quello che voglio dire è: non riesco a capire come facciamo a dire è un grande quello che vuole il male dell'Italia, cioè quello che dice i migranti teneteveli tutti in Italia perché noi in Ungheria non ne vogliamo uno, e anche le quote di distribuzione ve le sognate. No, perché lui sta dicendo un'altra cosa, lui sta dicendo il male non è quello che io dico, con il quale dico che dobbiamo cambiare l'Europa, no? Cioè Orban. Il male, attenzione, guardate, quello lì francese, che invece ne deve prendere molti 900. Di più. No? Sì, 9.000, quindi ben più dei 300 che mancano invece. Sì, ma che numeri sono? Ma sono nostri, cioè 9.000 nostri che dovrebbero essere in Francia, 300 nostri dovrebbero essere in Ungheria. Allora, ma sono due linee di pensiero sono basi della statistica queste, sono i valori assoluti e i valori percentuali. Se noi mettiamo a valore assoluto l'Ungheria e la Francia, ma ragazzi stiamo parlando di un paese che è il secondo più popoloso dell'Unione Europea, poi posso sbagliarmi, forse il terzo, ma il secondo più popoloso, è uno scricciolo. È ovvio che ne ha di più il secondo paese più popoloso in valore assoluto. Ci sono due linee di pensiero diverse. Non possiamo mescolare i dati, però scusatemi, chiudo il ragionamento. Detto questo, se un blocco di paesi della comunità europea non vuole migranti, è ovvio che l'Italia dice che me li devo tenere tutti io, ma questo è ovvio. Lo dicevamo prima. Il tema è ve li beccate anche voi, punto, cioè fine. E allora non c'è Orban o Macron che tenga. Secondo me se con le